Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Processo Open Arms, l'avvocato Giulia Bongiorno, assolvete Salvini, il fatto non sussiste. Il vice premier dice è un processo politico. A Piana degli Albanesi l'incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente d'Albania sancisce l'amicizia tra i due paesi. Agrigento morì di miocardite a 35 anni dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid AstraZeneca. I familiari avranno il risarcimento. Fiera dei morti a rischio a Catania. Dopo l'esclusione della ditta che si era aggiudicata il bando, il comune cerca altre imprese, ma il tempo stringe. Abbiamo paura, ma da qui non andiamo via. Incubo allagamenti per gli abitanti del villaggio Santa Maria Goretti di Catania con le prime piogge alle porte. Calcio, il Catania pronto alla trasferta di Foggia, una gara ad alto tasso di emotività. Processo Open Arms. L'avvocato di Salvini, Giulia Bongiorno, chiede di assolvere l'esponente della Lega perché il fatto non sussiste. Il vice premier dice questo è un processo politico. Marco Gullà. Assoluzione perché il fatto non sussiste. Questa la richiesta dell'avvocato Giulia Bongiorno, chiudendo la sua arringa in difesa di Matteo Salvini al processo Open Arms. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave ONG Open Arms nell'agosto del 2019. L'accusa ha chiesto la condanna a 6 anni di carcere per l'allora ministro degli interni e attuale vice premier. Questa è stata la battaglia, ha detto la Bongiorno, di Salvini sui diritti che sono diversi dalle pretese. Open Arms aveva innumerevoli possibilità di far sbarcare i migranti e ha detto innumerevoli no. È stato offerto un posto, cioè un posto sicuro in Spagna, è stato detto di no. È stato proposto loro di scendere per varie ragioni con qualsiasi tipo di motivazione, è stato detto no. Quindi la verità è che non c'è stato nessun sequestro. Paura zero, questo è solamente un processo politico. Il tweet invece di Matteo Salvini, che al termine dell'udienza non ha voluto rilasciare altre dichiarazioni. La competenza non era dell'Italia, la giurisdizione era della Spagna. Nonostante questo, in realtà l'Italia ha aperto più vie di uscita e l'Italia si è messa in ginocchio per fare scendere i migranti, in ginocchio. La replica di Oscar Camps, fondatore di Open Arms. Abbiamo voluto costituirci parte civile e affrontare quasi 30 udienze perché riteniamo che noi, come le persone a bordo, abbiamo subito un danno. Prossima tappa del processo il 20 dicembre. In quella data sono previste le eventuali controrepliche e poi la Camera di Consiglio per emettere il verdetto. E mentre la Bongiorno sosteneva la sua arringa, la Lega scendeva in piazza a Palermo per manifestare solidarietà a Salvini. Militanti, senatori, ministri, deputati, tutti in piazza in sostegno di Matteo Salvini. La Lega, nel giorno della ringa dell'avvocato Bongiorno al processo Open Arms, si stringe intorno al suo segretario, tutti a piazza Politiama con questa t-shirt, colpevole di aver difeso l'Italia. Articolo 52, la difesa della patria è sacro dovere dei cittadini. Io sto con Salvini. Difendere i confini non è un reato, anzi è giusto e doveroso per un ministro, e Salvini ha portato avanti quella che era una linea di tutto il governo e quindi speriamo che cose vadano bene, insomma. È un processo politico, è un'assurdità. Siamo felici di avere tanti parlamentari qui in Sicilia, è chiaro che avremmo voluto averli per parlare di infrastrutture, di porti, di aeroporti. Non sono però mancate le polemiche per la manifestazione pro Salvini. La segretaria del PD, Elly Schlein, dice è vergognoso che 3 ministri scendano in piazza contro la magistratura con PM messi sotto scorta per l'odio che questa destra fomenta. Nel corso della manifestazione anche la contestazione isolata di un cittadino palermitano. Il presidente Mattarella e il presidente d'Albania si sono incontrati oggi a Piana degli Albanesi per sancire l'amicizia tra i due paesi.
Lunghi applausi e un coro di bambini vestiti con gli abiti tradizionali albanesi hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica d'Albania Baran Begaj, arrivati questa mattina a Piana degli Albanesi per una visita alla comunità Arbresh in Sicilia. Ad attendere l'arrivo del Capo dello Stato il governatore Schifani, il sindaco di Palermo Lagalla, il prefetto Mariani e il sindaco di Piana degli Albanesi Petta. Dopo l'incontro in piazza Vittorio Emanuele, il trasferimento a piedi verso il Museo della Cultura Arbresh Nicola Barbato e la visita museale. Poi per i due presidenti tappa nella cattedrale di San Demetrio e l'incontro presso il Teatro del Seminario. Tra i nostri due paesi oggi si sviluppa un fortissimo interscambio economico, culturale, di relazioni personali, avvicinando ancora di più i nostri due popoli. Capisaldi di questa amicizia sono i valori di libertà, di indipendenza, di democrazia, testimoniati dalla comune appartenenza all'Alleanza Atlantica e in prospettiva alla Unione Europea. L'Italia, concluso il Capo dello Stato, è una convinta sostenitrice di questo approdo, da realizzare velocemente per l'intera regione dei Balcani occidentali. Dopo l'incontro, la deposizione di una corona di fiori a Portella della Ginestra, teatro dell'eccidio da parte della banda criminale di Salvatore Giuliano, che l'1 maggio del 47 sparò contro la folla di contadini riuniti per celebrare la festa dei lavoratori, provocando 11 morti e numerosi feriti. Il Ministero della Salute ha riconosciuto il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e la morte per miocardite di un uomo di Agrigento. Davide Sardo. È stato riconosciuto il nesso di casualità tra la somministrazione del vaccino anti-Covid ed il decesso di un agrigentino di 35 anni che nell'aprile del 2021 si era sottoposto alla prima dose di AstraZeneca. 10 giorni dopo la vaccinazione, l'uomo, sposato e padre di 3 figli, è morto improvvisamente. L'autopsia ha rivelato la causa miocardite. La moglie si è rivolta ad un avvocato che ha proceduto contro il Ministero della Salute e ha ottenuto il risarcimento dallo stesso Ministero. Finora l'incertezza della diagnosi e le conseguenti difficoltà a stabilire il nesso di casualità con il vaccino hanno impedito di accedere ai ristori economici. Adesso la svolta, come spiega l'avvocato Farrugia. E questo riconoscimento apre lo spazio anche a possibili azioni di natura risarcitoria da promuovere sia contro la casa produttrice sia eventualmente contro il Ministero della Salute. Ricordo a tutti che il vaccino ci è stato proposto per prevenire il contagio, ma l'esperienza ha dimostrato che non preveniva il contagio. Il ristoro al momento è di 75.000 euro, quindi capite che è minimo, ma neppure molti non sanno che hanno questo diritto a questo beneficio. Perché esiste una legge, che è la legge 210, che consente a tutti coloro i quali hanno subito danni da vaccinazioni obbligatorie o anche solo raccomandate, possono presentare una domanda al Ministero della Salute e nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il nesso hanno diritto a questo ristoro che, ripeto, è minimo. A conclusione di un lungo iter, la moglie è riuscita dunque a ottenere l'ammissione del Ministero della Salute e quindi il diritto all'indennizzo a carico dello Stato. Un risultato importante che apre la strada al riconoscimento dei danni da vaccinazione anti-Covid. Mi ha violentata in spiaggia, la denuncia di una turista a Termini Imerese, arrestato un 35enne pregiudicato con l'accusa di violenza sessuale e rapina aggravate. La donna ha denunciato di essere stata derubata del cellulare e poi assalita in pieno giorno nella zona portuale di Termini Imerese. L'uomo è stato identificato grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza e ad alcune testimonianze. Fiera dei morti a rischio a Catania dopo l'esclusione per una irregolarità fiscale della ditta che si era aggiudicata il bando. Il Comune adesso prova la carta della manifestazione di interesse verso altre imprese. Orazio Longo. Si corre al Comune di Catania per organizzare la Fiera dei Morti dopo l'esclusione per una irregolarità fiscale dell'unica ditta che aveva partecipato alla gara per l'organizzazione della manifestazione in programma dal 25 ottobre al 3 novembre nel sito del parcheggio scambiatore AMTS di Fontanarossa, ditta che si è però riservata di adire le vie legali. Palazzo degli Elefanti tenta nuove strade per non doversi ritrovare nell'impossibilità di mettere in piedi il tradizionale evento dei catanesi e lancia un avviso di manifestazione di interesse nei confronti di altre imprese.
Il problema è un piccolo problema fiscale, però la normativa sugli appalti ci impone di non poter assegnare a questa società la gestione della Fiera dei Morti. Abbiamo appena pubblicato un nuovo avviso che permetterà a qualsiasi società o associazione di partecipare all'organizzazione della Fiera dei Morti. Questo si potrà fare tramite PEC a swap.catania@pec.it entro e non oltre martedì alle ore 10. Da lì pensiamo che qualcuno si presenti e possiamo organizzare finalmente la Fiera dei Morti dell'edizione 2024. L'avviso scadrà quindi martedì prossimo 22 ottobre alle 10 del mattino, dopodiché si procederà all'assegnazione tenendo conto dei criteri di affidabilità e di referenzialità discrezionalmente in base al curriculum. Rimane però il rischio di impossibilità di organizzazione nel caso in cui nessuno si dovesse presentare. Allerta meteo arancione domani in Sicilia, lo comunica la Protezione Civile, previsti temporali che potranno creare criticità nelle zone a rischio idrogeologico e forti venti in particolare sui settori ionici e sullo stretto di Messina. Le temperature scenderanno e si assesteranno intorno ai 23-24 gradi. E con le piogge alle porte c'è l'incubo allagamenti per gli abitanti del villaggio Santa Maria Goretti di Catania, anche se sono stati ultimati gli interventi di pulizia del torrente Forcile. Tonino De Mana. Dopo le allarmate segnalazioni degli abitanti di Santa Maria Goretti ed un nostro servizio TG, sono stati effettuati e si sono conclusi in tempi record gli interventi di pulizia del torrente Forcile. Senza arbusti, adesso lo vedete, l'acqua scorre senza ostacoli e la differenza è sotto gli occhi di tutti. Basterà ad evitare i temuti allagamenti? La risposta è no, tanto che i residenti sono preparati al peggio. Questo è l'unico modo per difendermi dall'acqua. Mentre gli esperti dicono di stare a casa, qua è al contrario. Usciamo fuori perché per gli allagamenti ci mettiamo in sicurezza. Io, la mia macchina, perché da 20 anni che io la casa non la aggiusto più perché no, sono soldi buttati via. Ci può dare tutto l'acqua, 20 cm a questo, ci può stare mobili e robe. Facendo un giro per il villaggio, la preoccupazione è tangibile, specie in questo periodo tristemente noto per le temute bombe d'acqua. E non mancano le polemiche anche dopo la paventata ipotesi rilanciata dal sindaco Trantino durante il Focus di delocalizzare gli abitanti di Santa Maria Goretti, in poche parole, di trasferirli a Librino. Sbagliatissimo. Uno, perché io ad esempio a 67 anni sono nato qua, quindi siamo molto affezionati al nostro quartiere. Poi se il signor sindaco vuole costruire le case, li costruisca per coloro che non ce li hanno. Che noi abitiamo qua da 70 anni. Abbiamo costruito, lui dice che siamo tutti abusivi, lui dice, però noi paghiamo tutto qua, lui ci deve mettere in modo e in condizioni di poter cambiare altri 50 anni qua. A noi che non resta che affidarci a Santa Maria Goretti. E allarme sicurezza a Pachino, in provincia di Siracusa, dove si registrano quasi quotidianamente risse tra gruppi di extracomunitari. Francesco Aloi. Quando tramonta il sole sorge la paura. Siamo a Pachino, nel Siracusano, e immagini come queste qui si vedono ogni giorno. Si ubriacano, ci sono risse, un po' di tutto, anche in presenza delle forze dell'ordine. Se noi chiamiamo l'intervento delle forze dell'ordine non arrivano. Soprattutto dopo una certa ora il problema sono gli extracomunitari, fanno liti, si rompono le bottiglie addosso. L'altra sera hanno portato un extracomunitario con la testa rotta all'ospedale. Lanci di oggetti, bottiglie di vetro rotte che diventano armi. Le risse si ripetono di continuo. I protagonisti, giovani tunisini che lavorano nella zona. Scene di guerriglia urbana che fanno paura. Chi vive qui, prima di uscire la sera e non solo, ci pensa 2 volte. C'è la paura. A un certo orario è preoccupante uscire, purtroppo. Lei ha visto qualche rissa? Ma sì, ne succedono tante anche di pomeriggio. Non hanno orari. Speriamo che fanno qualcosa per
per la zona, perché è un peccato abbandonare la zona di Paghino qua. Lei è tunisino, ma perché alcuni suoi connazionali qui scatenano le risse? Non lo so. Ma lei conosce qualcuno? No. Proprio ieri il sindaco Gambuzza è stato in prefettura. È una riunione molto proficua in cui si è stabilito di intensificare i controlli nel territorio in modo che la popolazione di Paghino possa avere la sanità e possa essere più tranquilla. Adesso quindi si spera nell'intensificazione dei controlli in un comune di poco più di 20.000 abitanti, dove la maggior parte dei tunisini però si è integrata con i pachinesi. Smaltivano i rifiuti in maniera non corretta, mescolando le varie frazioni. Con l'accusa di frode e traffico illecito di rifiuti, i carabinieri di Barcellona a Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, hanno interdetto l'attività per 6 mesi a 3 imprenditori, sequestrate le aziende e le quote sociali delle 3 imprese. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo per occuparci ancora dell'inchiesta sulla formazione. A tra poco. L'inchiesta sui finanziamenti dei corsi professionali conferma la figura di Dominus e di Nino Papania. L'ex parlamentare aveva l'ultima parola su tutto ciò che riguardava la vita dell'ente. Laura Spanò. L'inchiesta della finanza che ha visto ancora una volta coinvolto l'ex senatore alcamese Nino Papania nelle indagini sui soldi della formazione professionale provenienti da fondi europei finiti attraverso vorticosi giri a finanziare il movimento politico Via da lui fondato, fotografa cos'è diventata la formazione professionale 2.0 in Sicilia. Da un lato un settore che elargisce oltre 100 milioni all'anno di finanziamenti pubblici, ma dove i lavoratori non prendono lo stipendio da 4 mesi e gli enti sono in attesa dei crediti anche da 3 anni. Dall'altro il sistema illegale ideato e messo in pratica dall'ex senatore che grazie ai finanziamenti dei corsi aveva trasformato il movimento politico in uno strumento di scambio per ottenere appoggi elettorali, favori elargiti a consiglieri comunali e a loro parenti. Dal 2020, anno della fondazione, il movimento ha attratto numerosi politici del trapanese, tantissimi cambi di casacca. Posti spesso assegnati senza rispettare i requisiti professionali necessari venivano utilizzati per consolidare il potere di Papania. In alcuni casi venivano creati falsi curricula per giustificare le assunzioni. L'inchiesta, scattata nella primavera del 2022 e coordinata dalla Procura di Marsala e da quella europea di Palermo, ha accertato il ruolo di Dominus dell'ex parlamentare. Papania ha l'ultima parola su tutto ciò che riguarda le assunzioni dei candidati e le sorti dell'ente. Oltre ai domiciliari, a Papania è stato notificato in carcere il divieto di dimora nelle province di Trapani e Palermo, stessa cosa per Manfredi Vitello. Angelo Rirocca invece divieto di dimora nel Trapanese, mentre a Ignazio Chianetta divieto di esercitare uffici direttivi e imprese. Ad Agrigento continuano i disagi per l'emergenza idrica con interi quartieri a secco. A Caltanissetta sit-in di associazione, partiti, cittadini e sindaci. Sentiamo Rita Cinardi. Mentre continua la crisi idrica in Sicilia, la Regione fa sapere che è pronto un piano con 130 interventi che vanno dai dissalatori alla pulizia dei letti degli invasi artificiali, passando per la riparazione della rete idrica ridotta a colabrodo, ai potabilizzatori per le acque reflue. Ad Agrigento intanto continuano i disagi con interi quartieri con i rubinetti a secco, la penosa turnazione e manifestanti sempre davanti al municipio per chiedere la risoluzione definitiva del problema. Le proteste vanno avanti a macchia di leopardo in tutta la Sicilia. A Caltanissetta associazioni, partiti, cittadini ma anche sindaci della provincia hanno preso parte ad un sit-in davanti l'Assemblea Territoriale Idrica per rivendicare il diritto all'acqua. La distribuzione idrica, che in questo momento nel capoluogo nisseno avviene con turni di 6 giorni, nelle ultime ore ha subito un ulteriore slittamento per un disservizio con le zattere galleggianti dell'invaso Ancipa a causa di un guasto lungo la linea. A lungo applaudito il vicario del vescovo, Monsignor Onofrio Castelli, il quale ha invitato i politici a non fare promesse che non possono mantenere.
Questo pomeriggio nell'aula magna del liceo classico Cutelli e Stalanito di Catania è stato presentato nell'ambito degli Erasmus Days il progetto Reimagining Education, promosso con il punteggio massimo su 750 progetti. È rivolto a tutta la comunità scolastica e in particolare ad un gruppo di studenti cui viene data la possibilità di partecipare ad esperienze di mobilità con l'obiettivo di rafforzare la dimensione europea e la qualità dell'insegnamento. 5 paesi coinvolti: Irlanda, Francia, Olanda, Croazia e Portogallo. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa, torniamo dopo con la pagina sportiva. Siamo al calcio e il Catania sta preparando la partita di Foggia, una gara che si preannuncia ad alto tasso di emotività per la morte dei 3 tifosi pugliesi che ha creato tanta commozione, un aspetto di cui Toscano dovrà tenere conto. Francesco Triolo. Sarà una partita ad alto carico di emotività e di intensità a Foggia-Catania. Il club pugliese sta attivando diverse iniziative per ricordare i 3 tifosi morti in un incidente e l'intero incasso sarà devoluto alle famiglie delle vittime. E anche il Catania ha rinunciato alla propria quota parte dell'incasso prevista dal regolamento. L'ingresso in campo delle squadre avverrà con 3 minuti di ritardo per un momento di raccoglimento dedicato ad ognuna delle vittime. Poi sarà il campo a parlare ed i rossazzurri sanno che si troveranno di fronte a una squadra da poco affidata ad Ezionino Capuano che giocherà col coltello tra i denti per onorare al meglio il ricordo dei 3 tifosi. Toscano quindi dovrà lavorare anche sull'aspetto mentale e psicologico della sua squadra per prepararla al meglio anche all'ambiente che si troverà allo Stadio Zaccheria. Sul fronte squadra il tecnico etneo non dovrebbe cambiare granché rispetto alla gara contro l'Altamura. Toscano sta valutando una serie di alternative, soprattutto per il ruolo di trequartista o di appoggio alla prima punta, anche se Jimenez ha dato ampie garanzie nell'ultima partita. E per la partita Foggia-Catania è vietata la vendita dei biglietti ai residenti siciliani. I tagliandi per tutti i settori dello stadio Zaccheria verranno emessi solo per i residenti della regione Puglia. Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e vi auguro una buona serata.